Con il primo sì in Senato, l'autonomia del Veneto si fa più vicina. L'approvazione del disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata è una tappa importante per un necessario cambiamento, se vogliamo rimanere competitivi in un mondo sempre più complesso e veloce e non contro gli altri territori italiani. Così Gianluca Cavion commenta il sì del Senato, che arriva dopo un referendum datato 2017 e che nel Vicentino ottenne un larghissimo consenso. Sentiamo quindi il commento del presidente di Confartigianato Vicenza. Un buon risultato, un'ottima notizia, adesso attendiamo gli sviluppi che ci saranno alla Camera, speriamo che sia una cosa positiva e che andiamo a compimento di questa autonomia così tanto voluta dai veneti, con un referendum del 2017 che ha avuto un'enormità di voti, e poi anche per impegnare bene quelle che sono le risorse perché siano spese bene e che siano messe a frutto proprio anche per agevolare quelli che sono gli sviluppi dell'economia e delle imprese. Sicuramente i contenuti sono importantissimi, i tempi abbiamo aspettato fino ad ora, speriamo che ci sia un'accelerata, ma penso che i contenuti siano gli elementi fondamentali per poter avere un'autonomia regolarizzata e sfruttata al meglio per poter dare risalto alle nostre imprese.